Sentito che è caduta la tenda giù, ha fatto buh. Io ho visto fumo che esce. Sono stati momenti concitati, ma la prontezza dei riflessi della badante ha consentito di portare in salvo l'anziano disabile che abita al primo piano della palazzina dove è scoppiato l'incendio. L'ho preso subito e sono uscita in corridoio, ma sulle scale non potevo scendere con lui. Allora io ho cominciato a gridare per qualcuno che mi aiuta. È venuto un ragazzo di colore di qua e mi ha aiutato e siamo usciti fuori. Ma tutto sta tremando fino adesso. Per dare i vetri delle deflagrazioni, il fumo continua ad uscire mentre nella palazzina i residenti sono al lavoro e rincorrersi delle chiamate e la corsa per arrivare. Ero a lavoro in ospedale, mi ha chiamato il vicino che c'era il fuoco, che avevano già avvisato i vigili del fuoco. Pensavo che fosse una cosa piccola, ho detto magari esagero, ho aspettato un po', mi hanno richiamato un altro vicino che invece la cosa era seria. Una decina di appartamenti nella palazzina di via Sirtori, ma solo 6 hanno rischiato di essere coinvolti. Stanno verificando nei vari appartamenti se ci sono danni strutturali e sembrerebbe per fortuna di no. Stiamo capendo quali siano i nuclei e da quanto sono composti ovviamente i nuclei familiari. Per fortuna uno di questi appartamenti era libero ed era vuoto. Alla fine fortunatamente nessuna delle altre famiglie è stata evacuata, gli appartamenti sono risultati tutti agibili, solo l'anziano disabile temporaneamente ospitato all'IPAB in città.